280 euro al mese, mi hanno portato 427 euro perché ho preso un po' per 20 euro. Non è giusto, se guardate, non è giusto! C'è tanta disperazione tra i residenti del quartiere Pertini a Mestre che si sono riuniti in assemblea per discutere la legge regionale 39/2017 sui canoni ATER che sta colpendo duramente soprattutto gli anziani. Qui c'è grande disperazione, è un quartiere popolare dove ci sono molti anziani e quello che gli è capitato, cioè grossi aumenti che vanno dai 300-400, li hanno colpiti duramente. A dare sostegno ai residenti nel corso dell'assemblea, con circa 150 partecipanti, vari esponenti del mondo politico locale e la CGIL. Questa riforma è una riforma sbagliata, colpisce gli anziani e colpisce i più poveri. Questo quartiere e l'assemblea di oggi ne è la dimostrazione. Se non ci saranno immediate risposte, io penso che la mobilitazione generale sia inevitabile. C'è stato un errore sacrosanto e impressionante sul limite di ISEE ERP. E qui lo stiamo dicendo in tutte le lingue all'assessore Lanzarini. Noi auspichiamo che Zaia prenda atto delle assemblee, degli incontri tecnici, perché ovviamente è giusto colpire i furbetti, e ci sono. In città ce ne sono 150, d'accordo, con risparmi milionari eccetera, ma qui c'è gente che ha uno stipendio normalissimo, una pensione normalissima e qualche risparmio, e a tutti è arrivata lettera di sfratto con aumenti a volte anche al limite dell'assurdo eccetera. Noi chiediamo che questa legge regionale deve essere modificata. Bisogna modificare i criteri di fondo, perché i furbetti è giusto colpirli, ma chi sono i furbetti? Non sono queste persone, non è la povera gente, sono gli evasori fiscali, quelli che non dichiarano nulla e che sono qui a Rione Pertini, come a Marghera, come a Chirignago, come a Favaro, che arrivano magari con i macchinoni e poi, siccome hanno reddito zero, perché non dichiarano nulla, risulta che hanno diritto alla casa. Niente, queste persone vanno colpite, però altra cosa è difendere i diritti della povera gente, e noi siamo qui e staremo qui a fianco dei comitati finché la legge non verrà modificata.